La mano incendiaria anche quest'anno sta devastando la Sardegna mettendo in pericolo vite, lavoro e ambiente. A pagare a caro prezzo la piaga degli incendi sono le aziende agricole esposte in prima linea a questa calamità. Anche gli ultimi incendi del fine settimana che hanno interessato il nord Sardegna, in particolare l'Oiri di Porto San Paolo, hanno causato ingenti danni alle aziende agricole. È quanto scrive la Coldiretti del Nord Sardegna in una nota firmata dal presidente Battista Qualbu, che in qualità di massimo dirigente regionale dell'associazione ha anche inviato una lettera al presidente della regione Cristian Solinas e agli assessori all'ambiente e all'agricoltura per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per evento eccezionale e catastrofico. Tra le aziende danneggiate dal rogo di Loiri di Porto San Paolo anche quella del presidente della sezione Coldiretti di Trinità d'Agultu, Sebastiano Suelzu. Il mio umore in questi giorni è nero come le colline e i pascoli divorati dal fuoco. Ho visto, e non è purtroppo la prima volta, tanto lavoro e tanti sacrifici andati letteralmente in fumo. Spero che chi ha provocato tutto questo venga assicurata la giustizia. Gli incendi, sottolinea la Coldiretti, ogni anno trasformano in cenere anche centinaia di ettari di bosco, mettendo a rischio uno dei polmoni forestali più importanti d'Italia, quello sardo che rappresenta l'11% dell'intero patrimonio nazionale. Oltre il 50% della superficie sarda è occupata infatti da bosco. Un costo drammatico, conclude il direttore della Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. Come abbiamo chiesto a livello nazionale occorre investire in prevenzione, sorveglianza e soprattutto in educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinante per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio. Ed un ruolo di primo piano può e deve essere svolto dalle aziende agricole, vere sentinelle conoscitrici del territorio.